Celeste, sempre Santa Maria Capavetere, quindi la richiamiamo. L'avvocato Golemme comunque è presente, di fiducia, e l'avvocato Capezzoli lo sostituisce lei, avvocato Golemme, o chi? Lei, avvocato Golemme per delega. Casamonica Consiglio, casa circondariale di Palermo. Presente Casamonica Consiglio? Non risponde. Allora, Casamonica Domenico, casa circondariale di Trapani. Guardi, non la sento bene, si avvicini di più al microfono. Trapani? Sì, mi sente, giudice? Mi sente? Giudice, mi sente? Non la sento male. Aspetti che facciamo controllare il livello dell'audio. Andiamo avanti. Casamonica Emanuele, casa circondariale di Foggia. Che succede? Non ci rispondono. C'è qualche... Sì? Prego. Do atto dell'imputato di Filippo Silviani, Roma, il 20/11 del 1980, e di Casamonica Emanuele, nato a Roma il 7 aprile del 1997. Si dà atto e si rappresenta che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza e non vi sono incompatibilità fra il sottoscritto PG e l'imputato. Senta, ma... Scusi, la di Filippo non la vedo. Ah, ok, è impegnata col difensore, quindi va bene. Esatto. Allora, aspetta, allora Casamonica Emanuele è presente, l'avvocato Naso è presente, l'avvocato Di Michele non c'è, quindi anche in sostituzione dell'avvocato Di Michele. E per quanto riguarda invece Di Filippo Silvia è presente ed è assistita dall'avvocato Ippolita Naso di fiducia presente. Casamonica Enrico, casa circondariale di Terni. Terni ci risponde? Sì, prego. Presente Casamonica Enrico, nato il 15/04/82 a Roma. Do atto che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze e di non avere incompatibilità con l'imputato. Il collegamento audio-video è funzionante. Buon lavoro. Grazie. Allora, Casamonica Enrico, l'avvocato Fiorino, l'avvocato Di Stefano per delega in sostituzione. Allora, Casamonica Gina, libera, con obbligo di dimora nel comune di Grottaferrata, già presente. L'avvocato Mancuso. Qualcuno lo sostituisce? No. Quindi l'avvocato Di Stefano 97 quarto comma per l'avvocato Mancuso. Casamonica Giovannina, classe 76, casa circondariale di Messina. Messina, vedo Casamonica Giovannina. Sì, buongiorno da Messina. Do atto della presenza di Casamonica Giovannina, nata a Roma il 1976. Sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza e non vi sono incompatibilità fra l'imputato e il PG presente. Grazie. L'avvocato Giraldi non è presente, lo sostituisce qualcuno? L'avvocato Giraldi? No? E quindi l'avvocato Coltrinari lo posso nominare? Sì, 97 quarto comma per Casamonica. Casamonica Giovannina, classe 76. L'avvocato Giraldi, che non è presente, l'avvocato Coltrinari, 97 quarto comma. Casamonica Giovannina, classe 80, Reggio Calabria, è presente? Buongiorno signor giudice, dalla casa circondariale di Reggio Calabria le do atto della presenza dell'imputata Casamonica Giovannina, nata il 10/80. Nessuna incompatibilità con un ufficiale di PG presente in sala e sono garantiti tutti i diritti all'imputata. Va bene, grazie. Allora è presente, l'avvocato Naso è presente. Casamonica Giuseppe, giugno 72, casa circondariale di L'Aquila. Presente? Prego. Per favore si avvicini di più al microfono perché non la sento bene. Allora, le do atto della presenza di Casamonica Giuseppe, nato a Pietrasanta l'11 giugno 1972, al quale sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Per quanto riguarda
riguarda l'audio, signor giudice, le faccio presente Prego. che noi la sentiamo fortissimo, però gli altri audio vengono Successo? molto bassi. Sente? È andata via la comunicazione? Un attimo. Un attimo. L'Aquila ci sente? Ma non si sente qua. È acceso ma non... Sì, la sento bene, Presidente. No, ma è Adesso la sento acceso. bene. Ci sente l'Aquila? No, ma non è Presidente? amplificato questo. Sì, io la sento benissimo. Però Io si la sente, sento io sto benissimo. parlando... Mi sente? Sì, adesso la sento bene. Bene, allora, mi stava dando atto della presenza di Casamonica e Giuseppe. Sì, il fatto della presenza non ci sono impedimenti con il sottoscritto PG e sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, grazie. Va bene, adesso la sentiamo bene. Allora, l'avvocato Bruno Naso è presente anche in sostituzione dell'avvocato Di Michele. Casamonica e Giuseppe, classe aprile 72, Benevento, è presente? Ci sente? Da Benevento Sì? si dà atto della presenza dell'imputato Casamonica Giuseppe nato a Roma il 18 472. Prego. Presidente, comunque Sì. l'audio non è c'è un ritorno di audio. Ha un ritorno di audio. Io la sento bene adesso. Va bene, comunque non ci sono motivi di compatibilità del sottoscritto ufficiale del PG e l'imputato, grazie. Senta, mi dice per favore di controllare bene l'audio con questo sito? Allora, l'avvocato Naso è presente anche in sostituzione dell'avvocato Biffa. Casamonica Guerrino, casa circondariale di Tolmezzo, è presente? Dato della presenza. Sì, pronto, mi sente? Sì, prego. Buongiorno Presidente, si dato della presenza di Casamonica Guerrino, nato a Roma 22 Vengono garantiti tutti i diritti in termini di videoconferenza e non vi sono incompatibilità tra l'imputato e la cui presenza PG. Grazie. Grazie. Allora, l'avvocato quindi Guerrino è presente, l'avvocato Bruno Naso è presente, anche l'avvocato Ippolita Naso. Allora, Casamonica Lauretta, casa circondariale di Piacenza. Buongiorno Presidente, è presente Casamonica Lauretta, nata a Roma l'1-1-1972 e altresì presente Toni Cappia, nata a Roma l'8-5-1974. A entrambe vengono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, non sono incompatibilità tra il sottoscritto PG e le imputate. Grazie. Allora, Casamonica Lauretta presente, l'avvocato Giraldi e l'avvocato Garcea. Quindi per l'avvocato Garcea è presente in sostituzione l'avvocato Di Cosimo e l'avvocato Giraldi quindi su questa posizione risulta assente. Tolli Katia, è presente l'avvocato Naso anche in sostituzione dell'avvocato Marco Di Michele. Allora, Casamonica Liliana, casa circondariale di Lecce. Buongiorno, do atto della presenza di Casamonica Liliana, nata a Roma il 1770, Casamonica Rosaria, nata a Roma il 5573 e Sparo Ottavio, nata a Roma il 10385, si dà atto che gli stessi sono garantiti in materia di videoconferenze e non vi sono incompatibilità tra il sottoscritto ufficiale di PG e gli imputati. Allora, Casamonica Liliana presente, l'avvocato Naso, l'avvocato Giannone sostituito dall'avvocato Naso, dall'avvocato Ippolita Naso, E invece per quanto riguarda Casamonica Rosaria, l'avvocato Naso è presente anche in sostituzione dell'avvocato Biffa? Sì. E per quanto riguarda invece Spado Ottavio, presente
Spada Ottavio, l'avvocato Naso è presente, l'avvocato Capezzoli, sempre lo sostituite voi, quindi l'avvocato Naso in sostituzione. Allora, possiamo chiamare adesso Casa Monica Luciano, casa circondariale di Caltanissetta. Signor Presidente, dalla saletta 5 di Caltanissetta sottoscritto PG l'atto della presenza di Casa Monica Luciano, nato a Roma il 22/9/1968. Dichiaro inoltre che non vi sono motivi di incompatibilità tra sottoscritto e l'imputato qui presente, al quale sono garantiti i diritti in materia di videoconferenza. Buongiorno e buon lavoro. Allora, grazie. Casa Monica Luciano è presente, l'avvocato Garcea è sostituita per delega dall'avvocato Di Cosimo e l'avvocato Giraldi invece è assente. Casa Monica Massimiliano, casa circondariale di Nuoro? Sono Davistano, signor Presidente. La presenza di Casa Monica Massimiliano. Si avvicini al microfono che la sento lontano. Io sono vicinissimo al microfono. Ci sente? Mi audio, ma il problema è dall'ala, sicuramente il problema, perché quando parla lei noi la sentiamo benissimo, ma quando... Allora, un attimo che facciamo controllare. Chiediamo alla regia anche di controllare per Nuoro. Allora, andiamo avanti. Casa Monica Pasquale, casa circondariale di Cosenza. Casa Monica Pasquale? Senti, signor Presidente? Sì, prego, però si avvicini bene al microfono. Sono sul microfono praticamente. Si sente male anche Cosenza. Ma che succede oggi? Chiedo di alzare un po' il volume perché è come se fosse un volume basso. Andiamo avanti. Sì, la sento meglio, prego. Allora, il Presidente Casa Monica Pasquale, nata a Roma il 10/10/1988. Si dà atto che non sussistono problemi di incompatibilità e che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, l'avvocato Brunase è presente anche in sostituzione dell'avvocato Di Michele. Casa Monica Salvatore è aprile 76, casa circondariale di Sassari. Buongiorno, signor Presidente, da Sassari, mi sente? Sì? Prego. Sì, allora le atteso la presenza del primato Casa Monica Salvatore, nata a Roma il 22 aprile 1976, levato che non vi sono incompatibilità tra sottoscritto e l'imputato e che allo stesso sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Allora, l'avvocato Naso di fiducia è presente. Casa Monica Salvatore, classe 88. Presente? Sì, prego. Della presenza di Casa Monica Salvatore, a Frascati, Roma, il 14/8/1988. Si dà atto che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze e non vi sono incompatibilità tra il sottoscritto PG e l'imputato. Grazie e buon lavoro. Grazie. Casa Monica Salvatore è presente. L'avvocato Luca Cianferoni e Armando Sabato. L'avvocato Tajano in sostituzione dell'avvocato Cianferoni. Allora, l'avvocato Tajano. Fabiana Anna Tajano. Quella della collega, sì, dell'altra volta, va bene. Quindi invece l'avvocato Sabato è assente. Coppola Simone, detenuto per altra causa, rinunciante a comparire già presente. L'avvocato Valerio Vitale. Qualcuno lo sostituisce? No? Quindi l'avvocato Di Stefano, 97 quarto comma. Dell'Orefice Domenico, libero assente, l'avvocato Arianna Agnese, l'avvocato Coltrinari per delega, di Bartolomeo Cataldo e di Bartolomeo Luca, libero assente, l'avvocato Francesco Pacileo. Chi sostituisce l'avvocato Pacileo? Nessuno? Allora l'avvocato Coltrinari, 97 quarto comma. Di Filippo Silvia l'abbiamo già chiamata, di Guglielmi Angela, libero già presente, l'avvocato Giraldi, l'avvocato Di Stefano, 97 quarto comma, di Silvio Gelsomina, casa circondariale di Vigevano. È presente? Buongiorno, signor Presidente della Casa delle Reclusioni di Vigevano. Si dà atto della presenza dell'imputata di Silvio Gelsomina di Roma il 16 maggio 1955. All'altezza sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze, non vi è alcuna incompatibilità tra l'ufficiale PG verbalizzante e la stessa. Grazie, buongiorno e buon lavoro.
Grazie, allora, l'avvocato Bruno Nase è presente, l'avvocato Romano non mettiamola più perché ormai è rinunciante, quindi non è più difensore. Marcelli Fabrizio, libero assente, con obbligo di dimora nel Comune di Roma, l'avvocato Sergio Bellotti, di fiducia, è assente, l'avvocato Di Stefano 97 quarto comma, Morelli Concetta, libera con obbligo di dimora nel Comune di Roma, già presente l'avvocato Colosimo e l'avvocato Siviero. C'è qualcuno che li sostituisce? Nessuno? Quindi l'avvocato Coltrinari 97 quarto comma per la posizione di Morelli Concetta. Porietti Lucia, libera già presente l'avvocato Luigi Parenti di fiducia, l'avvocato Di Cosimo per delega. Spada Lizio, casa circondariale di Lanciano, è presente? Buongiorno signor Presidente, da Lanciano presente Spada Lizio, nato il 13/65 a Roma, al quale sono garantiti tutti i diritti in materia di conferenze e non sussiste incompatibilità con il PG rivalizzanti. Grazie, allora l'avvocato Golemmi di fiducia è presente. Spada Celeste, casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso. Ah no, è rinunciante. Celeste già presente, oggi rinunciante a comparire l'avvocato Golemmi di fiducia, anche in sostituzione dell'avvocato Capezzoli. Spada Cristina, per Spada non ho la rinuncia invece. Spada Cristina è presente? Sì, è presente Spada Cristina, sì. Fa scade il 13 febbraio dell'85 e non vi sono problemi in merito alla videoconferenza. C'è qualche motivo di incompatibilità fra lei e la detenuta? No, ok. No, Spada Cristina, quindi si è presente, assistita dall'avvocato Ippolita Naso, anche in sostituzione dell'avvocato Capezzoli e l'avvocato Ippolita Naso per delega. Spada Domenico, casa circondariale di Vivo Valencia. Spada Domenico. Buongiorno, prego. Circondariale di Vivo Valencia, che assicura la presenza dell'imputato Spada Domenico, data a Roma il 15/9/80. Si dà atto dell'ostissimo problema di incompatibilità tra l'ufficiale del PG e l'imputato, al quale sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Grazie, allora l'avvocato Naso è presente e anche in sostituzione dell'avvocato Tenga? Sì. Spada Ottavio l'abbiamo chiamato, Tolli Massimiliano detenuto agli arresti domiciliari, già presente. L'avvocato Manca. L'avvocato Ippolita Naso per delega. Vecchio Andrea, detenuto agli arresti domiciliari, autorizzato a comparire con mezzi propri, assente. L'avvocato Giovanni Faragasso, sostituito dall'avvocato Golemme per delega. Vitali Cristiano, libero, già presente. L'avvocato Di Cosimo è presente, anche in sostituzione dell'avvocato Sandri. Zacchero Vito Nicola, detenuto agli arresti domiciliari, già presente. L'avvocato Barbara Di Stefano, anche in sostituzione dell'avvocato Ivano Chiesa. Andiamo alle parti civili, poi torniamo a vedere gli altri imputati. La Regione Lazio, l'avvocato Murra è presente. SOS Impresa Lazio, l'avvocato Fausto Maria Amato non è presente. Ambulatorio Antosura Onlus assenti, quindi le altre parti civili sono tutte assenti tranne appunto la Regione Lazio, non vedo nessuno. Allora torniamo un attimo agli imputati. Era rimasto indietro Casamonica Antonietta e Casamonica Celeste, il sito di Santa Maria Capovedere. Ci risponde? Signor Presidente, sono entrambi presenti. Casamonica Antonietta, nata a Roma il 5/10/74, e Casamonica Celeste, nata sempre a Roma il 9/5/63. Alle imputate sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Inoltre non sussistono incompatibilità tra le stesse e il presente OPG. Buon lavoro. Grazie. Allora, Casamonica Antonietta è presente, assistita dall'avvocato Bruno Naso, anche in sostituzione dell'avvocato Giannone. Casamonica Celeste invece è assistita dall'avvocato Golemme, anche in sostituzione dell'avvocato Capezzoli. Poi Casamonica Consiglio, mi pare che non ci aveva risposto. Palermo è presente. Casamonica Consiglio? Signor Presidente, do atto che il detenuto Casamonica Consiglio, nato a Roma il 9 gennaio del 75, ha rinunciato a partecipare alla voglia di presenza. Va bene, allora Casamonica Consiglio è rinunciante a comparire, già presente. L'avvocato Giraldi non è presente. L'avvocato Mennella anche non è presente, entrambi assenti, quindi 97 quarto comma all'avvocato Barbara Di Stefano per Casamonica Consiglio. Poi Casamonica Domenico, mi pare che non ci avesse risposto. Sì. Da Trapani, buongiorno giudice, do atto che è presente alla C3 dell'Istituto di Trapani, Casamonica
Grazie. Allora, Casamonica Domenico presente, l'avvocato Bruno Naso di fiducia presente. Poi mi sembra che Emanuele ci aveva risposto. Casamonica sì. Dunque, c'era Casamonica Massimiliano che non aveva risposto. Nuoro è presente. Casamonica Massimiliano? Ci ha risposto poi Nuoro? Presidente, buongiorno da Oristano. Sì, Oristano. Da Oristano, Presidente. Si dà atto della presenza di Casamonica Massimiliano alla sua prova il 30 novembre 1977. Si dà atto altresì che sono garantiti tutti i parametri in materia di videoconferenza e non vi siano problemi di incompatibilità. Grazie. Grazie. Mi sembra che a questo punto dovremmo averli chiamati tutti. C'è qualcuno che non è stato chiamato? Casamonica Massimiliano, l'avvocato Bruno Naso è presente, l'avvocato Capezzoli è sostituito dall'avvocato Naso per questa posizione, dall'avvocato Ippolita Naso per delega. Va bene, mi pare che abbiamo chiamato tutti, quindi possiamo cominciare. Chi interviene per primo? Grazie Presidente, inizio io, avvocato Ippolita Naso, per gli imputati che assisto in proprio e anche per quelli per cui compaio come sostituto processuale. Sì. E devo dire che prendere la parola in quest'Aula oggi come difensore dei Casamonica e quindi della Gramigna, così come sono stati indicati gli imputati di questo processo dai carabinieri che hanno condotto l'indagine, appunto detta Gramigna e Gramigna bis, in relazione alla seconda misura che è stata loro applicata, devo dire che dà di per sé una connotazione negativa sia al ruolo del difensore dei Casamonica, così generalmente intesi, visto che il primo principio che è stato calpestato dall'ufficio di procura in questo processo è quello della personalità della responsabilità penale, visto che si è sentito più spesso parlare dei Casamonica, neanche fosse un marchio di fabbrica, che dei singoli imputati, che sono stati appunto definiti Gramigna, e Gramigna sappiamo che cos'è. Gramigna è l'erbaccia cattiva, è un'erbaccia molto resistente al calpestamento ed è un'erbaccia che viene considerata infestante i campi, viene infatti anche detta erba canina e quindi questo dà un'immediata connotazione negativa agli imputati del processo, ma soprattutto ha dato una precisa direzione e una precisa finalità alle indagini, appunto dette operazione Gramigna, perché l'operazione Gramigna è stata quella di estirpare questa erbaccia cattiva, questa erbaccia infestante, con un preciso disegno nato ancora prima di assumere notizie di reato a carico di questi soggetti, a carico di questi imputati. Nato quasi a tavolino, come ha candidamente tenuto a precisare il pubblico ministero nell'esordio della sua requisitoria, nella quale ha affermato testualmente quanto sia stato difficile ricostruire il contesto di associazione di stampo mafioso per come è strutturato il clan Casamonica, perché sono dovuti partire da zero. Hanno trovato un deserto di sentenze negli ultimi 25 anni di giurisdizione nel distretto di Roma. Ha anche tenuto a precisare di essere stato accusato di bulimia di produzione documentale e fu proprio il sottoscritto difensore a fare questa affermazione.
perché in questo preciso disegno, ripeto, stabilito ancor prima di acquisire notizie di reato a carico degli imputati, si sono raccolte tutta una serie di pronunce emesse nella giurisdizione del Tribunale di Roma negli ultimi 25 anni, tanto che la contestazione di associazione di stampo mafioso a carico di questi imputati è datata anno 2000. E non è un fatto di poco conto questo, perché poi lo vedremo in relazione alla età anagrafica di ciascuno degli imputati, che rispondono ad oggi del delitto di associazione di stampo mafioso dall'anno 2000 all'anno degli arresti e dell'esecuzione delle misure cautelari. E il pubblico ministero ha raccolto tutte queste serie di pronunce affermando di volerle mettere a sistema. Quindi 30 anni di storia del distretto, abbiamo avuto molta difficoltà a reperirle e a metterle a sistema. Quindi ciò che il pubblico ministero ha deciso di mettere a sistema sono le sentenze pronunciate a carico di tutt'altri imputati, tranne qualcuna che poi vedremo, e metterle a sistema. Quindi non i fatti che sono stati raccolti nelle indagini o fatti avvenuti prima di quelli attribuiti specificamente a questi imputati, ma mettere a sistema le sentenze che sono state raccolte. E quindi dicevo, non i fatti, non gli elementi di fatti emersi prima della notizia criminis, elemento dopo elemento, indizio dopo indizio, fatto dopo fatto, che avrebbero potuto consentire ad un certo momento dell'indagine di attribuire una certa connotazione giuridica a quei fatti, secondo quello che è il metodo induttivo, quello che dovrebbe essere il metodo che dirige le indagini di un ufficio di procura, cioè il metodo induttivo, il metodo sperimentare, quello secondo il quale dall'analisi del particolare e quindi del fatto e quindi dei vari fatti emersi nel corso dell'indagine si giunge poi ad una conclusione successiva generale che consente di dare appunto una lettura complessiva ed una connotazione giuridica specifica attraverso un approccio cosiddetto verificazionista, cioè un approccio necessariamente secondario, necessariamente a posteriori, finalizzato a verificare la rispondenza, la corrispondenza dei fatti per come emersi con la fattispecie astratta di reato. E quindi poi poter dire all'esito di questa verifica, all'esito di questo giudizio verificazionista, questa è mafia, questi sono fatti connotati dal metodo mafioso. E quindi sono fatti caratterizzati da tutti quei requisiti richiesti dalla norma prima, dalla norma dell'articolo 416 bis e poi da quei requisiti consacrati chiaramente dalla giurisprudenza, per poter poi essere appunto valutati, ritenuti come fatti di natura appunto mafiosa. Mentre invece queste indagini sono state caratterizzate neanche dal metodo deduttivo che si contrappone a quello induttivo e quindi si basa su un principio logico rispetto al quale dal principio generale si giunge all'individuazione del particolare, che comunque non sarebbe in ogni caso corretto rispetto a delle indagini di polizia giudiziaria. Queste indagini sono state caratterizzate esclusivamente dal metodo assiomatico, cioè quello che trova fondamento nel dare per scontato, nel dare per provato quello che dovrebbe essere invece l'oggetto della prova, quello che dovrebbe essere l'accertamento, l'oggetto dell'accertamento. E dunque è stato utilizzato un metodo che riconduce e che ha ricondotto al riscontro di quel presupposto assiomatico qualsiasi elemento successivo che ne è stato fatto diventare automaticamente un sintomo. Cioè, che cosa significa questo? Non è stata l'analisi dei sintomi a
consentire la diagnosi, ma si è data per scontata e per presupposto la diagnosi e qualunque elemento successivo è stato ricondotto a quella diagnosi considerato come un sintomo, senza rendersi conto che quello doveva essere l'oggetto dell'indagine. Invece ne è stato il punto di partenza, ne è stato il presupposto appunto assiomatico. C'è la mafia, fino adesso nessuno se n'è accorto, sono 25 anni di pronunce della giurisdizione in cui nessuno si è accorto che vi erano delle condotte che possono essere qualificate ai sensi del 416 bis e tutto quello che viene dopo ne è un sintomo che dimostra, senza un'ulteriore necessità di accertamento, che effettivamente quella diagnosi è corretta. E questo poi peraltro è uno schema già visto in analoghi procedimenti nel distretto di Roma degli ultimi anni, in cui appunto si è data per scontata, in cui è nata prima la mafia e poi i fatti che a quella contestazione di mafia sono stati ricondotti. E sappiamo anche come sono andati a finire molti di quei procedimenti. Ed infatti il pubblico ministero appunto ha esordito dicendo quanto è stato difficile questa attività e questo lavoro della procura, perché ha ripetuto più volte l'espressione "siamo partiti da zero". E in questo partire da zero ha posto in essere un approccio di rivisitazione storico-giudiziaria del tutto non consentita e anche, mi permetterà, segno di una superbia intellettuale fuori dal comune, perché il pubblico ministero pretende di utilizzare in quest'Aula una rilettura personale e quindi non consentita di fatti che sono stati oggetto di pronunce definitive, di pronunce passate alla storia con una determinata connotazione che sarà stata giusta, sarà stata sbagliata, ma di fatto è stata consacrata alla storia, così come sono stati poi consacrati i fatti in essi valutati con quella determinata connotazione, con quella qualificazione, con quella verità processuale. E il pubblico ministero fa questa operazione di rivisitazione appunto storico-giudiziaria, assumendo di custodire la verità, quella che ha rivelato appunto in quest'Aula e che pretende di imporre in un'aula di tribunale in spregio alle decine di sentenze che sono state emesse all'esito di un giudizio, all'esito di un processo, all'esito di un dibattimento, e si dà per scontato che quelle pronunce non siano corrette. E l'istruttoria dibattimentale, tanto questa, e poi vedremo perché, e tanto quelle che alla base di quei fatti che si sono definite con determinate sentenze, sono state considerate del tutto superflue, sicuramente superficiali, come spesso abbiamo sentito essere stati accusati i giudici che hanno messo le mani prima dell'ufficio di procura su determinati fatti, su determinate vicende, perché si sono allontanate dalla verità rivelata, posseduta, custodita dall'ufficio di procura. E quindi abbiamo ad esempio la prima sentenza che il pubblico ministero vi ha prodotto, quella del 2008, che si è conclusa con suo incredibile rammarico con una pronuncia di prescrizione e che quindi ha comunque una validità, una valenza probatoria con tutti i limiti che questo comporta. Si è quasi stupito di questa pronuncia di prescrizione con un'affermazione che spesso ha ripetuto per fatti dall'ufficio di procura considerati anomali ma solo perché contrastanti con quella verità rivelata, e quindi
abbiamo sentito spesso fare questa battuta che ci vuole fortuna nella vita, quasi insinuando che dietro questa pronuncia di prescrizione ci sia qualche cosa che non torna, perché è un qualche cosa di impensabile per chi custodisce la verità rivelata, pensare che un processo a carico di un Casamonica possa essersi definito con una pronuncia di prescrizione. E quindi sentiamo buttare là queste frasi che forse insinuano qualcosa, non lo so, ma che ci vuole fortuna nella vita. Poi abbiamo la sentenza, quella del giugno del 2010, rispetto alla quale, e poi lo vedremo, il pubblico ministero si lancia in una reinterpretazione di una intercettazione in questo contenuta, nella sentenza contenuta. Insomma, si fa riferimento a tutta una serie di massa probatoria che è stata rovesciata nel vostro fascicolo, in spregio poi al secondo principio che non ha tenuto bene in considerazione l'ufficio di procura, che è quello dell'istituto del giudicato, perché sono tutte sentenze, ripeto, che fanno storia per quel tipo di verità processuale che ormai è consacrata in quei termini, giusti o sbagliati che sia, ormai è consacrata in quei termini. La sentenza del giugno 2010 è quella che ha inflitto una condanna ad alcuni degli imputati di questo processo per la violazione dell'articolo 74, che si assume essere fondamentale anche per l'articolo 74 che è contestato in questo processo e che poi vedremo. Ma già da questa intercettazione, appunto, rispetto alla quale il pubblico ministero si lancia in una interpretazione alternativa, noi dovremmo comprendere la carica intimidatoria di Giuseppe e del clan e il fatto che in quella sentenza è consacrata un'estorsione da manuale e viene utilizzata dal pubblico ministero in un'ottica di quasi connotazione della personalità dell'imputato. Cioè lì Giuseppe è stato condannato per una serie di reati che non servono poi a connotare il reato d'autore, servono a stabilire che un tribunale, una corte d'appello, un giudice ha condannato in via definitiva un imputato per un determinato fatto, mentre invece l'ufficio di procura la vuole utilizzare per darvi un'idea di come Giuseppe porrebbe in essere queste estorsioni da manuale, cioè l'estorsione con la firma Casamonica, rendendola quasi appunto un sintomo del delitto d'autore anziché un mero precedente penale che ha nel proprio casellario giudiziario l'imputato Casamonica Giuseppe. Poi abbiamo la sentenza della banda della Magliana. La sentenza della banda della Magliana, io vi prego di vedere in relazione a quelle pronunce solo una cosa, le date di commissione di quei reati e le date di nascita degli imputati che rispondono del delitto associativo in questo processo. Poi abbiamo la sentenza del Roxy Bar, abbiamo la sentenza che ha condannato Di Silvio Gelsomina e Ferruccio Casamonica, piccolo particolare poi che il pubblico ministero, chiaramente che tira acqua al suo mulino, non dice, abbiamo prodotto noi della difesa le sentenze che dimostrano come Di Silvio Gelsomina e Ferruccio Casamonica, cioè due esponenti di queste compagine associativa, sono l'un contro l'altro armati in una serie di processi penali attraverso i quali si fanno la guerra. Quindi due esponenti di clan di natura mafiosa, ex coniugi, che risolvono le loro problematiche rivolgendosi all'autorità giudiziaria. Poi abbiamo la sentenza Mondo di Mezzo, e su questa poi dopo dedicheremo un piccolo spazio, e infine tutta una serie di sentenze
emesse nel distretto di Reggio Calabria, la cui utilità poi la vedremo strada facendo. Nell'approccio appunto metodologico adottato dall'ufficio di procura in questa indagine, nell'affrontare questo processo, un altro principio cardine del rito accusatorio che sembra addirittura quasi aver dato fastidio all'ufficio di procura e che è contenuto in quello stesso codice di rito che il pubblico ministero assume aver utilizzato in tutti i suoi istituti al fine di dimostrare la sussistenza di questa associazione di stampo mafioso, è quello dell'assunzione della prova, della formazione della prova nella sua sede naturale, che è l'istruttoria dibattimentale, nel pieno contraddittorio delle parti processuali, nel corso del processo, nel corso del dibattimento, che viene considerato quasi del tutto superfluo, del tutto inutile, perché se l'ufficio di procura porta davanti a voi e quindi porta nei propri atti di indagine, porta nei propri atti di appello, che addirittura si assume avere maggior valore di una sentenza di primo grado che è stata impugnata, assume più valore rispetto a una sentenza emessa dalla giurisdizione, al punto tale da far dire candidamente, ingenuamente, nel corso della sua requisitoria, che il processo accusatorio è faticoso, perché è faticoso far entrare il fascicolo del pubblico ministero in quello del dibattimento, come se la natura del rito accusatorio fosse quella di far entrare nel fascicolo del dibattimento il fascicolo del pubblico ministero, ritenendolo, ripeto, quello che noi abbiamo fatto qui, un'attività del tutto inutile e superflua. Ma perché c'è bisogno di sentire i testimoni dinanzi a voi? C'è bisogno di sentire i testimoni con la presenza del difensore che li può sottoporre a controesame? I testimoni hanno detto la loro verità, che è la verità rivelata nel chiuso delle stanze dei carabinieri e dell'ufficio di procura. Perché fare il processo? Se le cose sono così chiare. E infatti vi ricordate che il metodo di esame dell'ufficio di procura rispetto ai testimoni era contestare in maniera quasi morbosa quello che era stato dichiarato in fase di indagini, con questa continua domanda di conferma quello che ha detto, conferma quello che ha detto, conferma quello che ha detto, addirittura arrivando a contestare avverbi che erano stati utilizzati in quella sede e non erano poi stati ripetuti, non essendo poi l'esame diretto davanti al tribunale una ripetizione di quello che era stato dichiarato prima. E quante volte abbiamo sentito testi che si sono rivolti alle parti dicendo: ma io non ricordo di aver fatto questo tipo di dichiarazione, io non ho mai parlato di timore davanti ai carabinieri, ma io l'ho detto, avvocato, sono stato io a usare quel termine? Quante volte? E lo vedremo analizzando poi le singole deposizioni. E poi queste indagini sarebbero state così difficili per l'ufficio di procura, tanto da dover utilizzare tutti gli istituti che il codice consente, per una serie di caratteristiche che avrebbe questo clan mafioso. Innanzitutto perché i Casamonica, secondo l'ufficio di procura, godono di una certa aura di impunità. E uno degli esempi eclatanti che vi è stato portato per giustificare appunto questa sensazione di aura di impunità è l'esempio della casa confiscata, della casa di Portafurba confiscata, dove la 19enne Casamonica Asia Sara si è addirittura
vista iscrivere nel registro degli indagati e chiedere ben 13 anni di condanna per appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso per esservi entrata, per aver fatto accesso in questa casa. E quindi questo dimostra appunto come questi imputati godano di questa aurea di impunità e abbiano una diffusa tendenza a non rispettare le leggi, e poi perché vi sono state portate tutta una serie di conversazioni nelle quali persone offese o presunte persone offese avrebbero minacciato di fare delle denunce nei confronti di questi signori, che avrebbero risposto: ci puoi anche denunciare ma i soldi ce li devi dare. E quindi queste, vi risparmio tutte le altre perché ve ne è già stata data lettura, sarebbero tutti sintomi di impunità. E poi il fatto che fino adesso, negli ultimi 25 anni di giurisdizione, nessuno abbia certificato quello che era così evidente, quello che era così lampante, ed è stato con incredibile superficialità da tutti gli operatori della giurisdizione che si sono occupati di questi fatti negli ultimi 25 anni a Roma, non vedendo la mafia, ha creato appunto una sorta di impunità nei confronti di questi imputati, come se poi l'associazione di stampo mafioso e quindi la contestazione dell'articolo 416 bis, rispetto al quale questo ufficio di procura negli ultimi anni sembra ossessionato, fosse l'unico reato contestabile. Cioè, come si fa a parlare di aurea di impunità quando il principale imputato di questo processo, cioè quello che viene indicato come il capo di questo clan mafioso, è stato ininterrottamente detenuto dal gennaio del 2009 al gennaio del 2018? Perché i giudici che hanno lavorato nel distretto negli ultimi 25 anni, superficiali, sciatti, che non hanno visto quello che era così evidente, lo hanno condannato ad una sentenza, ad una condanna definitiva di 10 anni, anzi forse era anche più alta e avrà avuto qualche beneficio, per il delitto di cui è l'articolo 74 e non solo. Quindi l'aura di impunità verrebbe dimostrata come al solito dalle chiacchiere, dalle baggianate dette nelle intercettazioni telefoniche e non dai fatti. E questo è Giuseppe Casamonica. Enrico Casamonica non è addirittura mai uscito, almeno Giuseppe 6 mesi prima di essere riarrestato per essere il capo di questo clan mafioso, in libertà se li è fatti. E gli altri credo che siano più i periodi in cui siano stati detenuti che quelli in cui sono stati in stato di libertà. E poi l'aspetto che rende in assoluto queste indagini, che ha reso in assoluto queste indagini così difficili, è che non c'è stata alcuna denuncia che sia stata proposta nei confronti di questi imputati e che nessuna delle 25 persone offese private ha appunto denunciato, cosa che ha reso ancor più difficili queste indagini. Addirittura non ha denunciato, non ha sporto denuncia, vi ha detto il pubblico ministero, neanche che si è dovuto vendere la casa perché sottoposto a vessazione e intimidazione da parte degli imputati, e neanche chi è dovuto scappare a Barcellona per preservare la propria incolumità. E su questo aspetto, cioè del profilo della mancanza di denunce da parte di queste presunte persone offese, lo vedremo analizzando i singoli fatti concreti, cioè vedremo se effettivamente sono considerabili persone offese di alcuni di questi imputati
e vedremo poi effettivamente se c'era o meno qualche cosa da denunciare e soprattutto che cosa c'era da denunciare. Io credo che al momento attuale, ad oggi, una visione, un approccio libero da pregiudizi porterebbe invece, a proposito di sentenze che sono state emesse dalla giurisdizione, porterebbe alla presa d'atto che fino a questo momento gli interventi della giurisdizione hanno certificato la totale inattendibilità dei due collaboratori. Addirittura abbiamo una sentenza emessa, tanto bistrattata, anche con punte di sarcasmo dai due pubblici ministeri, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello che ha giudicato quella resa in abbreviato dal GUP rispetto agli imputati di questo stesso processo che hanno definito la loro posizione con il rito abbreviato, che aveva condannato gli imputati e per i fatti specifici e per le aggravanti e per l'associazione di stampo mafioso, peraltro tema che non competeva a quel giudice, perché i soggetti che hanno definito le loro posizioni con il rito abbreviato non rispondevano del delitto associativo, ma il giudice dell'udienza preliminare è voluto andare oltre e quindi ha valutato anche l'aspetto della sussistenza o meno dell'associazione di stampo mafioso, rispetto poi alla quale ha riconosciuto la sussistenza delle aggravanti. Quindi la Corte d'Appello è stata costretta ad affrontare quel tema, lo ha affrontato il GUP, i difensori lo hanno dovuto necessariamente affrontare nei motivi d'appello e quindi la Corte d'Appello si è vista devoluta anche un tema ulteriore rispetto a quello che doveva essere l'oggetto del giudizio in sede di abbreviato. E quella sentenza ha appunto certificato la totale inattendibilità dei due collaboratori di giustizia, al punto tale da ritenere la Cerreoni, cioè l'asso della manica della Procura in questa indagine, in questo processo, addirittura una testimone, neanche una collaboratrice di giustizia, una mera testimone. La sentenza è agli atti. Vi potrete leggere le motivazioni alla base di queste valutazioni. E poi, questo per quanto riguarda la sentenza della Corte d'Appello, che quindi ha certificato l'insussistenza del delitto associativo nei limiti in cui il giudizio gli era stato devoluto, l'insussistenza delle aggravanti specifiche e la inattendibilità dei due collaboratori. Poi, sentenza emessa sempre dalla giurisdizione. Il Tribunale, prima sezione penale, ha certificato l'insussistenza del fatto più eclatante che è stato imputato a questi signori, ovvero il presunto sequestro di persona ai danni di Deborah Cerreoni, e anche lì certificando la sua totale inattendibilità. E questo non lo dice il difensore di uno dei Casamonica, lo dice una sentenza emessa da un tribunale che forse avrà una valenza maggiore rispetto a un appello che viene proposto dall'ufficio di procura. Chiaramente poi il pubblico ministero, nel dover criticare questa sentenza, ha detto ma sì, ma la visione che hanno avuto loro è del tutto superficiale, perché loro non hanno sentito la Cerreoni, ma hanno semplicemente letto le dichiarazioni. Sì, ma hanno letto le dichiarazioni che la Cerreoni ha reso in incidente probatorio, altro istituto del codice che consente di anticipare una fase del dibattimento prima che questo abbia inizio. Quindi quella valutazione è stata effettuata sulla base di una testimonianza assunta nel contraddittorio delle parti, esattamente come prevede il codice. Anche perché, se la vogliamo mettere in questo senso, il giudice dell'udienza del rito abbreviato, che aveva certificato la sussistenza del delitto associativo e la sussistenza delle aggravanti, non aveva neanche l'incidente probatorio. Però le semplici dichiarazioni rese dalla Cerreoni al pubblico ministero le sono bastate per ritenere sussistenti le aggravanti di natura mafiosa.
poi, altra sentenza emessa sempre dalla giurisdizione è quella emessa all'esito del giudizio abbreviato nell'ambito dell'operazione cosiddetta Sagunto espugnata, che ha assolto Casamonica Domenico e Di Filippo Silvia dal delitto associativo contestato ai sensi dell'articolo 74 in quel procedimento. E ieri si è svolto una delle udienze del giudizio di appello, rispetto al quale pendeva anche appello del pubblico ministero, e colpo di scena, non so se il pubblico ministero ne ha avuto notizie, ma il procuratore generale non ha ritenuto di sostenere l'appello del pubblico ministero e quindi ha chiesto la conferma della sentenza, cioè la sentenza emessa in abbreviato che aveva e che ha assolto Casamonica Domenico e Di Filippo Silvia dal delitto associativo, e quindi pende a carico di Di Filippo Silvia un unico episodio in Sagunto espugnato che viene utilizzato in questo procedimento per corroborare la contestazione dell'articolo 74, un unico episodio di 73. La stessa Di Filippo Silvia per la quale in questo processo l'ufficio di procura vi ha chiesto 28 anni di reclusione. 28 anni di reclusione. E poi lo vedremo quando tratteremo il 74 se sono emersi fatti che giustificano in maniera seria una richiesta di pena in questi termini. 28 anni di reclusione. Quindi questi ad oggi sono gli esiti delle valutazioni giurisdizionali, cioè di giudici, di tribunali che hanno avuto ad oggetto la valutazione di queste vicende, che per strategia processuale dell'ufficio di procura, per carità insindacabile, sono state scorporate in diversi procedimenti, però poi vengono riportati in questo per fare una sorta di massa probatoria, per fare volume, e non c'è stata vicenda analizzata in questo processo nella quale non vi sono stati fatti richiami ad altri, cioè a quelli che pendono frammentati come sono stati dinanzi ad altri tribunali. E quindi hanno trattato il tema dell'articolo 74 e vi è stato detto: e poi scusate, abbiamo Sagunto espugnata. Infatti chi abbiamo sentito qui? Il maresciallo che si è occupato delle indagini di Sagunto espugnata, quindi che volete di più? Sì, qui ci saranno delle lacune probatorie, ma tanto abbiamo Sagunto espugnato, quindi facciamo la somma e il totale fa forse una prova completa. Se c'è insufficienza da una parte e c'è insufficienza dall'altra, possiamo provare ad unire le forze e forse riusciamo ad ottenere una prova. E poi il pubblico ministero ha affrontato chiaramente il tema dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia, ritenendo, visto che ha ritenuto le loro propalazioni il fulcro probatorio, il pilastro probatorio su cui poggerebbe l'intero impianto accusatorio di questo processo, sia con riferimento alla contestazione del reato madre e sia con riferimento alla contestazione dei singoli episodi specifici. E quindi si ritiene ad esempio che abbia dell'incredibile l'assoluzione dei 3 imputati dalla contestazione del delitto di sequestro di persona a carico della Cerreoni, addirittura perché il fatto non sussiste. E si dice che ha dell'incredibile perché nel referto portato dalla Cerreoni c'era una costola rotta, e quindi c'è un referto, c'è una costola rotta. Come fa addirittura a dire il tribunale che il fatto non sussiste? Forse perché il tribunale, e la sentenza è agli atti, quindi ve la potete leggere, non sto inventando nulla, ha trovato ancora più incredibile che una persona possa essere malmenata in un'area verde di un carcere, che una persona possa essere
liberamente lasciata andare con una costola rotta, un labbro sanguinante e tumefatta in viso da agenti che vengono veramente gratuitamente diffamati per essere ritenuti alla mercé di questi imputati, e quindi è stato considerato l'area verde di Rebibbia, se non addirittura lo stesso carcere di Rebibbia, come una sorta di colabrodo all'interno del quale tutto è possibile, perché sicuramente sappiamo che i Casamonica tengono in pugno le guardie e gli agenti della polizia penitenziaria, mentre invece il Tribunale di Roma, la prima sezione, ha ritenuto che tutto questo non è credibile, che una persona venga malmenata, che nessuno la veda, che possa liberamente uscire dal carcere in quello stato, che possa addirittura andare a provare a sporgere denuncia in ben 2 commissariati dove non l'avrebbero trattenuta, perché le avrebbero detto: signora Cerreoni, o lei ci porta materiale scottante con il quale possiamo fare una bella indagine a carico dei Casamonica, ma se viene qui a dirci che le hanno dato un pugno in faccia in un carcere, noi del commissariato Prati queste robetta non la facciamo. Ma tutto questo veramente vi sembra credibile? E vi sembra serio che si dia credibilità a una persona che fa dichiarazioni di questo genere? E vi sembra serio non fare accertamenti da parte di chi coltiva la cultura del sospetto in maniera ossessiva rispetto a un personaggio come la Cerreoni, che dice di essere andata nel commissariato, non avrebbero preso questa denuncia perché o gli fanno fare l'indagine o niente, se ne va a Bologna con una costola rotta per farsi refertare, guardate un po' dove, qui veramente ci vuole la battuta, ci vuole fortuna nella vita, nell'ospedale di Bologna dove lavora la compagna del padre e dove le viene certificata la rottura di una costola. Tutto questo vi sembra credibile? Vi sembra serio dare credibilità a un personaggio del genere? Quando si sostiene l'assioma, la verità rivelata, questo è come l'approccio di chi ha fede e crede nell'Immacolata Concezione. Chiaramente non consente la possibilità di prove, di riscontri, perché non servono i riscontri, non servono le prove. Tu credi in quell'assioma e quello è, e deve rimanere tale, anzi rifiuti razionalmente qualunque prova di segno contrario. Quindi la Cerreoni è il pilastro probatorio sul quale si basa questa indagine e tutto ciò che esce da quella bocca viene ritenuto come candido, come credibile, come vero, perché finalizzato ad estirpare l'erbaccia cattiva. E quindi invece di saltare dalla sedia di fronte a una che ti dice con la costola rotta sono andata a Bologna, e come mai a Bologna? Ti rompono la costola a Roma, nell'area verde del carcere di Rebibbia, vai in un commissariato dove ti dicono no signora, noi qui solo roba seria, con il volto tumefatto, il labbro sanguinante, e arrivi con la tua bella costola rotta fino a Bologna, dove c'è nell'ospedale, nel pronto soccorso, la compagna di tuo padre. E tutto questo è passato così, in cavalleria. E tale è la visione veramente ottusa, tetragona ad ogni ipotesi di segno contrario, che si è arrivati a iscrivere nel registro degli indagati quel poveretto del commissario Giannelli che io adesso, noi difensori abbiamo sulla coscienza. È venuto a testimoniare la storia infinita delle telecamere e il pubblico ministero, siccome non accetta che quello che ritiene vero non sia tale, non accetta segni contrari, cioè tra la Cerreoni che fa questa deposizione veramente fantasiosa, sono uscita e nessuno mi ha fermato, col labbro sanguinante e la costola rotta, ma poi sapete cosa significa avere una costola rotta? Io non me la sono mai rotta, ma secondo voi si è in grado di camminare, di respirare normalmente con una costola rotta? Tra
sta Giannelli, un ispettore, credo fosse un ispettore in pensione, che ha servito lo Stato fino a pochi mesi fa, che ha fatto il suo lavoro, un incensurato che avrebbe quale interesse a fare una deposizione falsa in un'aula di giustizia dinanzi a un tribunale? No, siccome quello che dichiara è in contrasto con l'ipotesi accusatoria, lo iscrivo nel registro degli indagati per falsa testimonianza aggravata dall'agevolazione del clan mafioso Casa Monica. E tale è questa visione distorta che ha il pubblico ministero, tale è questa visione distorta che gli è scappato di dire che il sostituto commissario Giannelli era il primo teste della lista testi di Giuseppe. Cioè, come se l'aver messo come primo testimone in una lista di testimoni avesse chissà quale significato di importanza, senza pensare peraltro che la lista testi la fa il difensore, non la fa l'imputato. Secondo voi noi lasciamo fare a Giuseppe Casamonica la lista testimoniale da depositare in cancelleria? Citiamo un testo che lui ci dice falso. O citiamo un testimone che dovremmo, peraltro, considerando che Giuseppe Casamonica è ristretto al 41 bis, dove è difficile pure fra un po' parlare con il difensore, questa testimonianza appunto ritenuta falsa dall'ufficio di procura, quando gli sarebbe stata indotta al sostituto commissario? E da chi, soprattutto? E perché lo avrebbe fatto? Una brava persona, in pensione, un incensurato, perché? Tutto questo perché quello che lui ha dichiarato è in contrasto con l'ipotesi accusatoria, è in contrasto con una testimonianza risibile della Cerreoni, risibile. E perché non sono state fatte indagini al pronto soccorso di Bologna per vedere se effettivamente questa costola era rotta? Cioè, tra le due versioni dei fatti, una che ha credibilità, riscontro oggettivo, buon senso, perché le cose vanno valutate anche con l'ottica del buon senso. Voi ditemi se vi pare credibile che si venga malmenati dentro un carcere e nessuno si accorge di nulla. Malmenati non dalle guardie carcerarie. Malmenate da un detenuto e nessuno si accorge di nulla. Anche semplicemente, ripeto, solo secondo il buon senso, se tutto questo è credibile. Allora, con un approccio laico, con un approccio non assiomatico, a una testimone che ti dice una cosa del genere, uno gli dovrebbe rispondere: senta un po', signora Cerreoni, ma che mi sta dicendo? No, perché lì stava attaccando, accettando la gramigna e quindi tutto quello che ha riferito in questo senso è stato recepito. E infatti il Tribunale della prima sezione lo ha ritenuto assolutamente incredibile, non credibile. E su questo punto in particolare, sulla implausibilità di questa versione dei fatti, l'ha ritenuta non attendibile e quindi ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Perché non ci vai da Roma a Bologna con una costola rotta, non ci vai. E poi i punti rispetto ai quali la Cerreoni, secondo il pubblico ministero, sarebbe assolutamente credibile, oltre a questo, e questo è il target. I Casamonica farebbero il bello ed il cattivo tempo con le guardie in carcere. Voi ditemi se questo processo ha fornito un riscontro a questo assunto. Ditemi se c'è un elemento di prova, un elemento di riscontro che ha fornito l'istruttore dibattimentale per assumere che i Casamonica, sempre così genericamente intesi, facciano il bello e il cattivo tempo con le guardie in carcere. E le carceri sono tante, perché non è che c'è solo Rebibbia, sono tante quelle in cui sono stati. E chiaramente su questo basta la parola.
non è che si sono premurati i carabinieri di fare indagini, di chiedere accertamenti, di vedere se ci sono delle relazioni interne, niente di tutto questo. Addirittura si assume, secondo sempre le candide parole di questa signora, che Massimiliano Casamonica avrebbe mandato in coma un detenuto nel carcere di Rebibbia. Ma vi sembra possibile una cosa del genere? Possibile, in astratto tutto è possibile. E non c'è una denuncia, non c'è una relazione interna, non c'è un accertamento che è stato fatto presso il carcere di Rebibbia per dire: vi risulta che ci sia stata una scazzottata, una rissa, qualcosa, e che un detenuto sia andato in coma? Niente di tutto questo, però è riscontrata sul fatto che farebbero il bello e il cattivo tempo con le guardie in carcere. E la Cerreoni a questo difensore, che in sede di controesame le chiede appunto di specificare che cosa intendeva quando diceva che facevano il bello e il cattivo tempo, lei, devo dire, con grande onestà mi dice: provavano ad allungare i tempi dei colloqui. Dico, ma in che senso? Cioè li allungavano? No, quando la guardia veniva e diceva è finito il tempo, loro rimanevano qualche minuto di più, che è una cosa, immagino, che in un carcere facciano solo i Casamonica. Quando hanno le ore contate, i minuti contati per parlare con i propri familiari, con i propri cari, immagino che non succederà mai che qualcuno dica: aspetto un minuto e me ne vado. Poi, credibile la Cerreoni quando attribuisce diversi ruoli agli imputati. Volete un esempio? Le vedette alla guardia dell'impenetrabile vicolo di Portafurba. Le vedette. Cioè, anche qui il pubblico ministero dice che è una circostanza incontestabile. Bene, io voglio andargli dietro, mettiamo pure che effettivamente ci sia questa vedetta al vicolo di Portafurba, che è stata individuata soprattutto nella signora Celeste, che al di là dell'ironia che può aver fatto Giuseppe, ma visto, non si offenderà la signora, che non ha proprio una struttura fisica così esile, pensare che un clan mafioso basi la propria impenetrabilità del vicolo sul ruolo di vedetta posto in essere da questa signora seduta come stanno le signore nei paesi che si siedono fuori dalla casa a guardare quello che succede, sinceramente fa un po' sorridere. Ma mettiamo anche che effettivamente sia un dato provato, cioè che ci sia la vedetta. Ma mi dite in questo processo quando è mai stata utile la presenza della vedetta al vicolo di Portafurba? Cioè mi dite un'occasione, un episodio in cui si è dimostrata effettivamente l'utilizzo della vedetta e l'efficacia della vedetta, che dovrebbe dire che scappate, arrivano i carabinieri? Che dovrebbe poi stare lì alla guardia di questo fortino inespugnabile, come è stato definito il vicolo di Portafurba, sede di questa associazione, e anche qua, sempre per avere una espressioni e connotazioni negative da dare a questi personaggi, il capitano Loiacolo ha definito il vicolo di Portafurba un'ansa intestinale. Io non ho mai sentito definire un vicolo, una vietta, una via con questa espressione così negativa, ma è stata definita un'ansa intestinale. Non vi devo certo specificare che cosa possa evocare l'ansa intestinale e che cosa è contenuta nell'ansa intestinale. Altro elemento rispetto al quale la Cerreoni sarebbe assolutamente credibile, e qui addirittura avremmo anche la convergenza del molteplice, grazie anche alle dichiarazioni che ha fatto Fazzari sul tema, ovvero Salvatore Casamonica in questo processo è stato arrestato sulla base della convergenza del molteplice, cioè sulle dichiarazioni convergenti della Cerreoni da un lato e di Fazzari dall'altro, e questa la dice tutta sugli elementi a carico di Salvatore Casamonica in questo procedimento, e questa la dice tutta
vaglio che è stato operato dal GIP in questo procedimento, e questa la dice tutta sul vaglio che ha operato il Tribunale del riesame in questo procedimento, ma del resto, in questo tipo di procedimenti c'è proprio, secondo me, una tecnica ad arte, che è quella di inondare letteralmente di carte il tavolo del giudice, e quindi di conseguenza il tavolo del GIP, di conseguenza quello del Tribunale del riesame, che si ritrovano a nuotare in un mare di carte, e quindi poi andare a ripescare con i tempi peraltro stretti che vi sono in quelle fasi cautelari, andare a ripescare il punto delle conversazioni della Cerreoni in merito alla posizione di Salvatore Casamonica, e poi quella sulla stessa lo stesso tema di conversazione sul quale convergerebbero le dichiarazioni di Fazzari, equivale a veramente cercare una goccia nel mare, e quindi a quel punto è costretto il GIP ed è costretto il Tribunale del riesame a fare l'atto di fede nei confronti di quello che sostiene il PM, che a sua volta spesso fa l'atto di fede nei confronti di quello che hanno relazionato i carabinieri. E Fazzari è quello che la Cerreoni, in relazione alla posizione di Salvatore Casamonica, fa riferimento al fatto che sicuramente era un grande trafficante di cocaina, alla faccia della dichiarazione individualizzante, mentre invece Fazzari è quello che ha dichiarato di essere stato introdotto nel clan Casamonica proprio da Salvatore Casamonica, il quale gli avrebbe proposto di entrare a farne parte con le mansioni del picchiatore. Cioè, letteralmente, se c'era da spaccare le ossa, da sparare a qualcuno, Fazzari poteva essere una nuova leva interessante. Poi lasciamo perdere che in questo procedimento non ci sono state ossa spaccate, non ci sono state spari, non ci sono state armi, però questa è stata ritenuta una dichiarazione, addirittura una convergenza del molteplice, che giustifica e che ha giustificato in questo procedimento il titolo cautelare a carico di Salvatore Casamonica. Anche perché poi vedremo, al di là dell'operazione di Brasile Low Cost, quali sono gli elementi che giustificano il titolo cautelare nei confronti di Casamonica Salvatore, ma soprattutto la richiesta di pena in questo procedimento e i fatti che in questo procedimento sono riconducibili a Casamonica Salvatore. Ma abbiamo la convergenza del molteplice. E anche su questo aspetto specifico la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma stronca totalmente la credibilità dei due collaboratori, visto che la Cerreoni dichiara che il modus operandi di questi soggetti, di questi imputati, era la possibilità di recuperi crediti con minaccia o con violenza, e poi vedremo nel dettaglio dei singoli reati fine se effettivamente c'era la minaccia, c'era la violenza, ma soprattutto se c'era il recupero crediti. La gran parte degli episodi di estorsione contestati a questi imputati sono nelle forme del delitto tentato, e vedremo perché. E la sentenza della Corte d'Appello stronca le dichiarazioni di Fazzari su questo punto, perché la Cerreoni le può al più dichiarare per essere stata parte, per aver fatto parte della famiglia Casamonica. Fazzari neanche quello. Quindi le dichiarazioni di Fazzari su questo punto sono necessariamente derelato e comunque in ogni caso non riscontrate. E poi dobbiamo anche pensare alla posizione che hanno questi due signori, questi due collaboratori, perché è vero, ha ragione il pubblico ministero quando dice che ha visto cose in questo procedimento che non aveva mai visto in anni e in anni di professione, e ha visto cose che hanno dell'incredibile.
Pazzari è in questo processo contemporaneamente imputato e quindi collaboratore di giustizia, in virtù proprio di quella imputazione che gli consentirebbe di fare delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, e allo stesso tempo è persona offesa dello stesso delitto di cui è coimputato con Casamonica Massimiliano per estorsione da parte di chi? Di Casamonica Massimiliano. E poi si stupisce il pubblico ministero che la Corte d'Appello non lo ha ritenuto un collaboratore credibile. Quindi entra a Vicolo di Portafurba come imputato per lo stesso titolo di reato in concorso con Casamonica Massimiliano e ne esce come persona offesa dello stesso titolo di reato da parte di Casamonica Massimiliano. E poi la Cerreoni, continua il pubblico ministero, sarebbe assolutamente credibile su altri aspetti fondamentali dell'impianto accusatorio. Abbiamo detto il primo è quello delle vedette, il secondo è l'episodio che ha visto protagonista Giovannina Casamonica, che sarebbe, secondo il pubblico ministero, il riscontro all'assunto della Cerreoni secondo il quale gli imputati tenevano la sostanza stupefacente all'interno del vicolo di Portafurba, cioè appunto la sede del clan. E quale sarebbe questo elemento di riscontro? L'episodio di Giovannina Casamonica, che è una scena che veramente, non lo so, potrebbe essere utilizzata forse in un'opera teatrale. Giovannina Casamonica che per evitare l'ingresso e per evitare di essere scoperta in casa dall'intervento delle forze dell'ordine si butta dalla finestra e cade rovinosamente a terra con in mano della sostanza stupefacente. E questo sarebbe riscontro all'assunto di Deborah Cerreoni secondo il quale gli imputati detenevano all'interno del vicolo di Portafurba, la sede del clan, la sostanza stupefacente. Il fatto che questa sia caduta, capitolata, veramente con una scena da avanspettacolo, dalla finestra peraltro rompendosi pure credo qualche cosa, con in mano la sostanza stupefacente. Quindi da una parte si assume che questo clan, per il tramite di Salvatore Casamonica, esponente di spicco, con la mansione specifica di occuparsi del settore stupefacenti, quello che sarebbe in grado, secondo le risultanze di Brasile Low Cost, a importare nel territorio italiano tonnellate di cocaina pari alla produzione annuale del cartello colombiano, sarebbe riscontrato dal fatto che Giovannina Casamonica, con l'intervento dei carabinieri, si butta dalla finestra per scappare. Immaginate proprio anche l'atteggiamento psicologico che può avere una persona che pensa di potersi sottrarre all'arresto dei carabinieri buttandosi dalla finestra. E questo dimostrerebbe l'assunto, ma vi chiedo, ma quanta sostanza stupefacente puoi nascondere in casa? Quanta ne puoi nascondere? Se questo episodio dovrebbe confermare l'assunto della Cerreoni che tenevano la sostanza in casa, quanta ne puoi nascondere? O addirittura che poi la notte però veniva seppellita nel campo vicino casa. E allora vi chiedo, hanno verificato che ci fosse un campo vicino casa? Prima osservazione. Seconda osservazione, è credibile, secondo proprio anche il principio del buonsenso, che venga tutte le notti presa della sostanza stupefacente e quanta ne puoi prendere e portarla e seppellirla tutte le notti in un campo? In quale campo? A Vicolo di Portafurba ci sono dei campi? Hanno verificato che ci fossero? Sono andati al parco della Caffarella e hanno dissotterrato per vedere se trovavano la cocaina del clan Casamonica? E poi scusate, ma dove sta scritto che le perquisizioni le fanno la notte? C'è una regola non scritta sulla base della quale le perquisizioni domiciliari
si fanno di notte. Quindi di notte stai tranquillo se porti la cocaina in un campo, ma voi immaginatevi la scena di questi qui che tutte le sere vanno con le valigie, le carriole, carichi di cocaina e tutti in carovana le portano in un campo a dissotterrarli. Stando alle parole della Cerreoni c'era un'attività di movimento terra di questi imputati tra le armi, i soldi nascosti dentro le mura anche qui. Immaginate questi che ogni sera buttavano gettate di cemento sulle pareti per nascondere i soldi e tutte le notti seppellivano e disseppellivano la cocaina, chili di cocaina, tonnellate di cocaina, stando a quelle che sono le risultanze di Brasile low cost, e poi lo vedremo che quello è un processo che è in fase di istruttoria dibattimentale, quindi l'assunto che Casamonica Salvatore importerebbe tonnellate e tonnellate di cocaina dal cartello della Colombia è un assunto investigativo che non ha trovato ancora alcun riscontro, anzi l'onestà intellettuale del maggiore Cortese gli ha consentito di dire a domanda specifica che non hanno riscontri al di là di quello che si sono detti gli imputati, sia sul fatto che effettivamente ci fosse la cocaina nell'aeroporto di dove era, mi ricordo neanche più quale fosse la città in Brasile, né che ci fossero effettivamente questi contatti con i colombiani. Quindi quello che è un assunto investigativo che viene invece dato per fatto provato, che ci sarebbero queste tonnellate di cocaina portate avanti e indietro dal Brasile, dovrebbe fare i conti con la dichiarazione della Cerreoni che questi signori, il clan mafioso Casamonica, nascondeva tutte le notti la cocaina in un campo non meglio identificato, mai individuato, che non si è neanche mai tentati di individuare, e ogni notte facevano questo movimento terra di metti e togli con la cocaina e con i soldi dentro le mura di casa. Poi ditemi se queste dichiarazioni possono avere sotto il profilo del buonsenso, ancora prima che della mancanza di riscontro, perché non c'è, possono avere una loro credibilità, una loro serietà. E la risposta che ci dà la Cerreoni dinanzi a questa affermazione è che per evitare le perquisizioni, perché le perquisizioni nelle case di Casamonica le fanno solo la notte, di giorno non vengono fatte perquisizioni, peraltro proprio nell'ambito dei reati contro gli stupefacenti che consentono l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Ma quante volte vediamo le persone portate in direttissima che vengono trovati in atteggiamenti equivoci, si nota lo scambio, la prima cosa che si fa, si prende, si porta a casa e si fa la perquisizione domiciliare. Per questi imputati questa procedura non valeva, in quanto la Cerreoni così ci ha spiegato. E poi si stupiscono i pubblici ministeri che sia stata considerata la Corte d'Appello una mera testimone e non una collaboratrice di giustizia. E poi c'è un ulteriore elemento che è stato riscontrato in questo procedimento, emerso dalle sue dichiarazioni e che troverebbe riscontro, che è quello della esibizione dei beni di lusso come manifestazioni di potere da parte del clan. E il riscontro a questa dichiarazione della Cerreoni, quindi che il clan Casamonica utilizzerebbe i beni di lusso individuati nei Rolex, nelle Magnum di Champagne e nelle macchine, troverebbe riscontro soprattutto in una conversazione ambientale tra Guerrino Casamonica e Zaccaro Vito Nicola, sulla quale poi tra un pochino perderemo un po' di tempo. E poi appunto c'è Fazzari, oltre alla Cerreoni, che ci è stato presentato come personaggio completamente diverso, in quanto appartenente o quantomeno proveniente da una famiglia di 'ndrangheta e che quindi ha una storia completamente diversa dalla
povera Cerreoni, e le sue dichiarazioni, secondo l'ufficio di procura, costituiscono appunto la convergenza del molteplice e quindi il riscontro in relazione proprio all'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso. E allora sul punto io credo che non ci si possa poi discostare da quelli che sono i criteri indicati dalla giurisprudenza della Cassazione in merito alla individuazione della credibilità soggettiva del collaboratore, in merito all'individuazione dell'attendibilità intrinseca prima ed estrinseca poi nella valutazione appunto delle dichiarazioni accusatorie. Il giudice d'appello ha ritenuto le dichiarazioni di Fazzari accusatorie nei confronti di questi imputati connotate da elementi di debolezza intrinseca. Così è stata definita dal giudice d'appello. Innanzitutto, appunto, abbiamo già detto che Fazzari riveste questa duplice veste. Nel giugno del 2011 sarebbe vittima di usura da parte di Massimiliano Casamonica e nella primavera del 2012, quindi appena neanche un anno dopo, è concorrente nel medesimo reato di usura. E poi ci sono anche circostanze abbastanza eclatanti rispetto alle quali Fazzari è assolutamente smentibile. È contraddittorio, ma soprattutto è smentibile. Ovvero Fazzari ha dichiarato di essersi reso conto di avere a che fare con un clan mafioso, lui che ha un pedigree genetico, visto che proviene da una famiglia calabrese mafiosa, di 'ndrangheta, per aver ascoltato gli stessi imputati parlare e con un approccio autoreferenziale definirsi mafiosi, cioè gli stessi imputati. E tra questi Fazzari fa riferimento anche a Giuseppe Casamonica, specificando, non so Presidente se ricorderà, proprio che nell'ambito di quelle dichiarazioni lei intervenne chiedendo a Fazzari, quando parlava di Giuseppe, di specificare a quale Giuseppe si riferisse, essendocene 2 imputati, e lui precisa che era proprio Giuseppe quello che è fratello di Pasquale, di Salvatore, eccetera, eccetera, e si specifica che è il Giuseppe del 72, cioè quello che è considerato il boss, il capo clan di questo processo. Quindi Fazzari, e si stupisce poi il pubblico ministero che la Corte d'Appello lo ritiene totalmente inattendibile, assume di aver sentito con le sue orecchie Giuseppe Casamonica parlare con i fratelli e definirsi un clan mafioso. Giuseppe Casamonica detenuto ininterrottamente dal 2009, gennaio 2009 a gennaio del 2018, ma Fazzari sostiene di averlo sentito appunto definirsi come un clan mafioso, lui e i suoi fratellini. Viene smentito platealmente sul fatto di aver avuto un incontro alla sala colloqui con i suoi familiari e la madre del figlio, Noemi Ranieri, che sarebbe stata terrorizzata in quanto minacciata dagli zingari, eccetera, eccetera. Ricorderete quel passo delle sue dichiarazioni. E a proposito di Noemi Ranieri, stupisce non poco la sua assenza nella lista dei testimoni dell'ufficio di procura. Perché se c'è una persona che poteva dare un contributo terzo alle dinamiche che si assumono esserci in questo presunto clan, questo era proprio Noemi Ranieri, visto che era la compagna di Fazzari e vista che era la migliore amica di Deborah Cerreoni. Ma sul punto non si è sentito il bisogno di cercare riscontri, perché noi abbiamo in mano la verità, il pubblico ministero vi ha fornito la verità, Deborah Cerreoni vi ha raccontato la verità, quindi non c'è bisogno di riscontri.
ma Noemi Ranieri è una delle grandi assenti tra i testimoni di questo processo. E anche qui vi pare che una cosa del genere possa avvenire all'interno di una sala colloqui tra imputato e familiare e nessuno si accorge di nulla? Sala colloqui che sono tutte, qui non credo che si potrà negare la presenza delle telecamere all'interno della sala colloqui tra il detenuto e il familiare. Ma questa è un'altra circostanza rispetto alla quale non si è chiaramente cercato un riscontro. E poi si assume essere questo clan mafioso così pericoloso, così infiltrato, così inserito addirittura nel principale carcere romano, e poi non si assumono delle precauzioni quando Fazzari entra in carcere detenuto, e nello stesso carcere è detenuto il pericoloso Bosso, nello stesso carcere è detenuto Massimiliano Casamonica, che è quello che lo ha reso vittima. Da coimputato poi lo ha reso vittima di reato? Si è sentito qualcuno dell'amministrazione del carcere di Rebibbia? Sono state acquisite relazioni? Ma noi non abbiamo bisogno di riscontri, perché la verità è quella che vi è stata detta. Altra circostanza rispetto alla quale entrambi i collaboratori sono stati smentiti, o quantomeno non vi è stato alcun elemento di riscontro che ha fornito l'istruttore dibattimentale, è quello sulla presenza delle armi, che anche qua, come diciamo noi nei processi di stupefacenti, sono armi parlate, perché si assume e si fa riferimento peraltro a episodi. La Cerreoni fa riferimento a un episodio del 2009 nel quale avrebbe visto Guerrino e Liliana Casamonica dissotterrare ancora questo movimento terra, non fanno altro che spalare, dissotterrare e avere la vanga in mano, una pistola in un terreno vicino all'abitazione. Quindi la notte seppellivano la cocaina e evidentemente di giorno invece si preoccupavano di seppellire le armi, e questo sarebbero Guerrino e Liliana. Guerrino che peraltro nel 2009, credo che, non so quanti anni avesse, ma sicuramente ne aveva pochi, credo fosse minorenne. Nessuno dei due collaboratori ha mai riferito di episodi in cui le armi sarebbero state utilizzate per porre in essere qualsivoglia tipo di condotta, per minacciare, per recuperare crediti, per regolamento di conti, per spartirsi il territorio, qualunque tipo di attività che generalmente viene posta in essere dalle consorterie mafiose. Ma qui abbiamo la Cerreoni che l'ha vista seppellire in un campo, e quindi questo basta, e tanto basta, per contestare l'aggravante dell'uso delle armi a questa associazione di stampo mafioso. Altro elemento rispetto al quale ci sarebbe la convergenza del molteplice rispetto alle dichiarazioni dei due collaboratori, o quantomeno di un collaboratore e di una testimone, come così è stata ritenuta dal giudice della Corte d'Appello, è quello dell'esistenza di una cassa comune. Anche questa circostanza rimasta totalmente priva di riscontro, sia nel corso delle indagini sia in merito a quanto vedremo in relazione ai singoli reati fine. E poi, per fortuna per noi, esiste anche il controesame, e non si può certamente negare che in sede di controesame la Cerreoni sia stata anche smentita su tutta una serie di dichiarazioni che erano
che avevano rappresentato proprio il fulcro della sua deposizione, a iniziare dal fatto che venisse obbligata dalla famiglia a vestirsi come una zingara, a iniziare dal fatto che le venisse, in virtù appunto di questo approccio maschilista che sarebbe imposto dal clan, le venisse impedito di lavorare, visto che abbiamo anche prodotto agli atti la lettera che ha scritto a Massimiliano mentre era detenuto, nel quale racconta di essere stata assunta come cuoca, eccetera, eccetera. È stata smentita sul fatto che venisse sottoposta a un controllo stringente da parte delle donne del clan, visto le sue condotte decisamente, come posso definirle, libertine, alle quali si è lasciata andare, smentita sul fatto che non ci sarebbero le telecamere a Re Bibbia, e al di là dell'assunto del pubblico ministero che il sostituto commissario Giannelli sarebbe venuto in quest'aula a commettere un reato dinanzi ad un tribunale dello Stato, vi sembra anche qua plausibile che questa aggressione, che da quello che ci ha definito e ci ha raccontato la Cerreoni sarebbe stata comunque estemporanea, sarebbe stata programmata da questi geni del male, da questo genio del male di Massimiliano, a tal punto da aver posizionato la stessa in un punto in cui comunque non veniva coperta né dalle telecamere né dalla vista di altri agenti o di altri familiari, perché comunque non è che il tema telecamere esaurisce la implausibilità di questo racconto, perché comunque la Cerreoni ce lo ha raccontato come un fatto estemporaneo. Quindi, a prescindere dal tema telecamere, il fatto che sia stata appunto malmenata all'interno di quell'area verde è di per sé comunque poco credibile. E poi abbiamo alla fine il terzo collaboratore, che vi è stato portato in quest'Aula dall'ufficio di procura, o almeno in questi termini viene definito addirittura questo un collaboratore, questo tale Furuli, il quale non conosce nessuno degli imputati, anche perché credo, poi ricordo, sia anche molto giovane, non riferisce mezzo fatto, ma viene utilizzato dall'ufficio di procura perché dimostrerebbe il carattere mafioso dell'associazione Clan Casamonica, in quanto questo Furuli, da buon calabrese e quindi di per sé soggetto qualificato a parlare di mafia, avendo sangue calabrese che gli scorre nelle vene, di per sé sarebbe qualificata a parlare di mafia. Cosa ci è venuto a dire in quest'Aula? Che da quando è piccolo a Roma i mafiosi sono i Casamonica, i quali hanno rapporti con i Piromalli. E io, al di là dell'implausibilità di immaginarmi esponenti della famiglia Piromalli che possano aver contatti con Giovannina anziché con Guerrino o con Casamonica Asia Sara, cioè rispetto alla mancanza di una mezza informativa di polizia giudiziaria, un'annotazione di PG, una sentenza, niente di niente, si eleva a una sorta di analista della procura Roberto Furuli, il quale, facendo ricorso ai ricordi d'infanzia o quello che ha sentito dire a casa sua quando parlava da bambino, i mafiosi a Roma, se si parlava di mafia, e io me li immagino esponenti, ripeto, dei Piromalli che parlano di mafia, parlano di Roma, e chi sono a Roma i mafiosi? Sono i Casamonica. E basta la parola, non c'è nessun altro sforzo investigativo su questo che è stato fatto. Furuli ricorda poi che sia effettivamente
un suo ricordo che da bambino sentiva parlare dei mafiosi in Calabria, sentiva parlare dei mafiosi a Roma che erano i Casamonica. Io ho serie difficoltà a crederci, ma a fronte di questo non c'è neanche stato il tentativo di individuare un elemento di riscontro. Furuli da buon calabrese vi dice questo? Per il pubblico ministero basta la parola, e lo ha portato in quest'Aula come collaboratore. Questa è una chiacchiera da bar, portata qui da sto ragazzino che avrebbe sentito dire quando era piccolo che i mafiosi a Roma erano i Casamonica, e questo dovrebbe essere un elemento di riscontro. Le dichiarazioni di questo qui, di Roberto Furuli. Ma quali sono, vi dice il pubblico ministero, quali sono i riscontri a queste dichiarazioni? Cerreoni, Fazzari, Furuli. Quali sono i riscontri? Le intercettazioni telefoniche. E quindi abbiamo quella del 28 settembre 2000. Considerate solo che Casamonica Asia Sara è nata nel 1999. Casamonica Asia Sara, considerata una partecipe di questo clan mafioso, rispetto alla quale le sono stati chiesti 13 anni di reclusione, è del 1999. Guerrino è del 92 e poi si va a salire fino, i più anziani sono Giuseppe e Stefania. Giuseppe è del 72. Correva l'anno 2000 e c'è questa conversazione ambientale tra Giuseppe e tale Antonio, non meglio identificato, nella quale non si parla di fatti illeciti, non si parla di criminalità, non si parla di reati, non si parla di droga, non si parla di estorsioni, ma Giuseppe dice: noi siamo così, proprio uniti, proprio in famiglia è una cosa, è la razza proprio che è fatta così. Se a me serve una cosa, pure se io sto in difficoltà e non so, vado da mio zio e mio zio mi aiuta, non è questo il problema. Magari posso andare da mio cugino e da mio zio e via dicendo. E questa viene utilizzata dal pubblico ministero come un elemento di riscontro precedente, cioè antesignano, alle dichiarazioni, alle rivelazioni che poi sono state fatte dalla Cerreoni, da Fazzari e da Furuli. E poi c'è questa ambientale che merita un minimo di attenzione e un po' di tempo, perché viene considerata dall'ufficio di procura una delle conversazioni più importanti di questo procedimento, che è davvero la ambientale tra Guerrino, Casamonica e Zaccaro Vito Nicola, grazie, e Zaccaro Vito Nicola, quella del 6 febbraio del 2016, che è stata più volte ricordata dal pubblico ministero, più volte evocata, più volte si è fatto riferimento a questa espressione che utilizza Guerrino in questa ambientale, in cui dice: a Roma siamo i più forti, e che consentirebbe appunto all'ufficio di procura di sostenere che questo è un chiaro sintomo di consapevolezza di appartenenza ad un clan mafioso. Il fatto che uno dei componenti principali, Guerrino Casamonica, dica che a Roma siamo i più forti. E viene appunto individuata proprio come una conversazione a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori. E allora merita un'attenzione in più rispetto alle altre, perché io non so se voi l'avete già analizzata tutta, ma è veramente uno spaccato di sociologia umana, perché racchiude questa conversazione 2 ore e mezza di vita notturna romana tra questi due soggetti, tra cocaina, alcol, battute sui più vari argomenti, donne, uomini, dimensioni maschili, idiozie, foto su WhatsApp, c'è un po' di tutto. Ma siccome è considerata una delle conversazioni più importanti di questo processo, soprattutto in questa espressione
che usa Guerrino, noi a Roma siamo i più forti, credo che meriti un attimo di attenzione, come dice qualcuno, contestualizzare quella frase, che per quanto mi riguarda è una frase che ha un significato assolutamente neutro, anzi che non ha neanche significato, ma siccome viene indicata come uno degli elementi di riscontro principali all'assunto accusatorio, credo che meriti verificare come si è arrivati a quell'espressione, perché si è arrivati a quell'espressione e quello che era il tema, il tenore della conversazione e il livello anche di questi due personaggi. Perché se Guerrino è uno degli esponenti di spicco di questo clan, se Guerrino viene considerato proprio una sorta di erede di Provenzano in erba, è stato definito dal pubblico ministero il plenipotenziario Guerrino, il plenipotenziario Guerrino Casamonica. Sono stati chiesti nei confronti di Guerrino Casamonica 25 anni di reclusione. 25 anni di reclusione. Quando ho sentito questo 25 per Guerrino, così come per molte delle richieste veramente folli che sono state fatte nei confronti di questi imputati, mi è subito venuto un pensiero che nei giorni appunto precedenti alle richieste del pubblico ministero ha fatto notizia sul giornale il fatto che Giovanni Brusca, che tutti noi conosciamo, purtroppo, tristemente, non ha bisogno di presentazioni, ha finito di scontare la sua pena. Pena che io assolutamente non contesto, perché evidentemente lo Stato ha ritenuto, rispetto a quello che dice il codice, dice la legge, non seguendo l'emotività del momento, del giudice che così ha stabilito, ha ritenuto di applicare a Giovanni Brusca la pena finale che ha scontato completamente dal primo all'ultimo giorno di 25 anni. Quindi lo Stato ha ritenuto equa la pena di detenzione cautelare per Giovanni Brusca di anni 25. E allora pensare che il pubblico ministero ritenga equo chiedere ad un tribunale di applicare una pena di 25 anni per Guerrino Casamonica, sinceramente ha dell'incredibile. Ha ragione il pubblico ministero che in questo processo si sono viste cose incredibili che non si erano mai viste prima e che non ha mai visto prima in tanti anni di professione. È un qualche cosa che ha dell'incredibile. E mettete sul piatto della bilancia i fatti, non le parole, non le baggianate che sono state dette in queste ambientali, in queste conversazioni. I fatti che sono imputabili a Guerrino Casamonica e metteteli a confronto con quelli che ha posto in essere Brusca. E volete sapere chi è Guerrino Casamonica? Eccolo qua chi è Guerrino Casamonica. Quello che la Di Marzio e Daniele Laurito, tanto intimiditi e tanto assoggettati dal figlio del boss, chiamavano il mongoloide. Guerrino è stato soprannominato da questi due soggetti che in tutte le intercettazioni hanno continuato a chiamarlo così, il mongoloide. E mo vediamo chi è Guerrino il mongoloide. Inizia in questa ambientale che ha inizio alle 3 di notte e non è poco, anche per proprio dare un'immagine di come vivevano questi due soggetti. E inizia una dissertazione in cui è Zaccaro che dà lezioni di vita a Guerrino, che gli dice che deve cambiare telefono e che deve utilizzare l'iPhone.
Comunque te devi cambiare il telefono. Perché? Gli chiede Guerrino. Perché sì, te devi fare l'iPhone. Davvero? Tu che c'hai tutte ste fisime mentali che te controllano il telefono, te devi fare l'iPhone. È Zaccaro che lo dice a Guerrino, al plenipotenziario Guerrino. Zaccaro, ma tu lo sai che l'Apple sta in guerra legale con tutti i governi perché è l'unico telefono, sta tutto in guerra con tutti i governi, che non ti fa entrare dentro senza il consenso della persona. E Guerrino, ma che stai a dire? Non lo sapevi sta cosa? Te lo dico io, secondo te perché io parlo tranquillamente col mio telefono di tutto, dice Zaccaro. Ah, ok, pensavo, che cazzo ne sapevo? Tesò, perché si chiamano Tesò i due tra di loro, il plenipotenziario Guerrino. Zaccaro, è impenetrabile come sistema, è impenetrabile. Se io non sblocco il telefono con il dito e non lo consegno sbloccato alle autorità, se io non lo consegno, allora ti faccio un esempio, tu mi arresti, sentite, Zaccaro che parla al figlio del boss, al plenipotenziario, 25 anni di reclusione gli hanno chiesto a Guerrino. Ti faccio un esempio, tu mi arresti, prendi il mio telefono, la polizia prende il mio telefono, se io non ti sblocco il telefono con il dito, tu nel mio telefono non entri. Ah, veramente? Non lo sapevo, dice Guerrino il mongoloide. E sta in guerra con tutti i governi, dice Zaccaro, perché Apple sta favorendo il terrorismo. Tutti i terroristi usano iPhone e iPad. E Guerrino, però scusa, allora sono scemi. E no, non sono scemi, gli dice quell'altro, semplicemente loro credono, lo dovrebbero levare dal commercio. Loro credono nella privacy dei clienti e dicono che il telefono senza il consenso del cliente non può essere visto. E Guerrino, sentite Guerrino, il genio, se un carabiniere va da Apple Store e dice mi blocchi sto telefono, però glielo devono sbloccare per forza. No, non hai capito, perché non ce l'hanno manco loro le chiavi per sbloccarlo. Solo tu lo puoi sbloccare. E quello non capisce, cioè non hai capito, io ho questo telefono e parlo, sì, parlo tranquillamente, tu vuoi leggere, tu autorità, vuoi leggere i messaggi che io mi sono scambiato? Se io non ti sblocco il telefono, tu non li vedi. Madonna, ma è fighissima sta cosa, dice Guerrino, che impara da Zaccaro i segreti del mestiere, come si sblocca l'iPhone. Guerrino lo impara da Zaccaro. Ma considerate una cosa, che Salvatore Casamonica, come vi ha tenuto a sottolineare il pubblico ministero, nell'ambito dell'operazione Brasile Low Cost, utilizzerebbe dei telefoni così sofisticati che addirittura non sono stati in grado neanche i servizi segreti di aprirli. Quindi questi telefoni così sofisticati che utilizzerebbe Salvatore Casamonica per fare i suoi traffici con la Colombia. E quindi io dico, alla faccia dell'associazione, che Salvatore Casamonica ha dei telefoni cellulari che addirittura i servizi segreti non conoscono, non usano e non sarebbero riusciti a sbloccare, e poi l'erede del boss, il piccolo Guerrino Casamonica, plenipotenziario, 25 anni di reclusione, non conosce l'iPhone, che oggi anche i ragazzini utilizzano l'iPhone, e lui non lo sa, e se lo fa spiegare da Nicola Vito Zaccaro alle 3 del mattino, pippati di cocaina, mentre parlano tra le tante cose di questo. Facebook è davvero... pure WhatsApp non lo può leggere nessuno, insiste, Guerrino non capisce. Pure WhatsApp? Sì, gli dice Zaccaro. E Facebook? No, Facebook è diverso perché c'ha accordi diversi. Invece WhatsApp è ancora più sicuro. E ancora più sicuro di WhatsApp c'è Telegram, davvero. E Telegram lo puoi scaricare? Chiede Guerrino. Io ce li ho, li uso tutti e due. Guerrino, ci sta gente in linea su Telegram, guardate che cosa gli interessa, ci sta gente in linea, cioè se poi mi faccio Telegram posso parlare con gli altri, molto meno di quella di WhatsApp, è meno conosciuta, capito Guerrino, però WhatsApp è figo, sì, WhatsApp ce l'ha praticamente pure le pietre, ce l'hanno, certo, per quello io messaggio tranquillamente. Guerrino continua, io non ho capito. Zaccaro, solo io e te che ce li mandiamo, non ti possono controllare, hai capito? Quello lo so, va bene, però tu non hai capito una cosa, insiste Zaccaro, tu non hai capito che l'attentato di Parigi è stato organizzato tutto tra iPhone e iPad, tu forse non l'hai capito,
che neanche le forze dell'ordine possono accedervi. E Guerrino, Madonna, e chi può accedere allora, scusa? Solamente il cliente. Madonna, insiste Guerrino, Zaccaro, neanche la Sony o la Apple leggono quello che tu scrivi. E Guerrino, ma li hanno presi a quelli che hanno fatto l'attentato? E poi vi risparmio alcune di queste conversazioni perché sono vietata ai minori. Poi c'è una lunga dissertazione tra Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez in cui i due si intrattengono per fare un confronto tra le due. No, questo per spiegare, io non sto facendo dell'ironia, sto solo spiegando qual era il tema delle conversazioni tra questi due soggetti quando Guerrino, il plenipotenziario, sta per pronunciare la frase che secondo i pubblici ministeri è una delle pietre miliari di questa indagine. Quindi un confronto tra Belen e la sorella, chi opta per uno, chi opta per l'altro. Vi risparmio anche qui i risparmi ed i commenti, fino a quando poi arriviamo a uno dei temi che sarebbe stato appunto, che sarebbe il riscontro alle dichiarazioni della Cerreoni, cioè che questi soggetti utilizzano i beni di lusso per manifestare il loro potere. E siccome questa è una delle intercettazioni che viene indicata appunto al riscontro, anche qua è interessante vedere come inizia la conversazione e chi dice cosa. Perché Guerrino Casamonica dice: a proposito dei conti, e Zaccaro, voglio prendere il Rolex, quello tutto d'oro. Voglio prendere il Rolex, quello tutto d'oro, e voglio farmi l'incisione della data. Guerrino, dell'orologio? Come ce l'ho fatto quello bianco? È finita, che faccio? La butto tutta per terra o questa me la lascio un altro per una botta dopo? Qui parlano dell'assunzione della sostanza. Ma fatela tutta, dice Guerrino. No, me la tengo dopo perché mi hai trattato proprio male stasera. Ma che dici? Ti ho fatto fare 4 botte. Comunque Alessia, qua, là. E poi dice Zaccaro: spero che inizi la preparazione per il mio film. Sentite qui adesso il tema investimento dei beni di lusso e investimento di soldi. Gli dice Zaccaro, ma investi qualcosa nel mio film, che ti fai un po' di soldi. E Guerrino, che non capisce mai, come investo? In che senso? Investi un po' di soldi. Quanti soldi c'hai a nero che vuoi buttare? Guerrino dice qualcosa di incomprensibile. Ce l'hai là? E lui, Guerrino, e se mi servono i soldi che cosa gli dico? Non hai capito, si fanno delle operazioni fuori. È sempre Zaccaro che spiega al plenipotenziario come funzionano queste all'estero, tra conti esteri, che se la vede tutto il mio produttore esecutivo a farli. Però ti faccio un esempio: butti 15.000 euro e Guerrino, se te ne ridò, ti sto facendo un esempio, l'ho capito, quindi butti 15.000 euro, te ritornano. Ma lo sai qual è il problema? Sentite Guerrino che problemi che si fa. Che io quando li porto in macchina e mi fermano, che cosa gli dico? Come fai? Ma non hai capito, ti devi aprire un conto estero. Cioè Guerrino pensava di scappare con i 15.000 euro in macchina. Ma non hai capito, ti devi aprire un conto estero fuori dall'Italia non tracciabile. E Guerrino, il plenipotenziario, ma meglio di no, so, che cazzo. No, ti devi informare su ste cose, se no quando cazzo li fai tu i soldi? E Guerrino, e che soldi vuoi fare? Ma che cazzo me ne frega? Guerrino, il plenipotenziario che forse non ha accesso alla cassa comune con i milioni di euro che vengono dal traffico del cartello colombiano, custodito nelle mura di Vicolo di Portafurba. Vabbè, gli dice Zaccaro, tu comunque stai proprio fuori. Ma è un macello a giocare con ste cose, gli dice Guerrino. Non è nessun macello, se ti metti con la testa, guarda che tuo padre non era un deficiente, gli dice Zaccaro. Tuo padre non era un deficiente, cioè il boss Giuseppe. No, dice Guerrino, appunto, e tuo padre i soldi li sapeva fa. E cosa gli dice Guerrino? Certo, ma oggi non so più quei tempi. Oggi non so più quei tempi, il plenipotenziario, il figlio del boss. No, non è vero. E Guerrino dice no, oggi mi son rotto le palle.
E Zaccaro, sei tu che ti devi informare su ste cose. E Guerrino, che palle. Se tu parli con i cugini tuoi, vedi quanti soldi hanno tirato fuori dal cinema, cioè non dal traffico di droga, dal fatto che siete un'associazione mafiosa, dall'usura, dalle estorsioni. Devi vedere quanti soldi hanno tirato fuori dal cinema, non è che sono stupidi a prendersi Cinecittà. Sì, però, e gli dice quello, chiediglielo a loro. Sì, no, lo so, però chiedi, ma voi avete fatto operazioni nel cinema? Se sì, quanto vi hanno fruttato? E Guerrino, ho capito, mica ti ho detto di no. Allora fallo invece di dire ho capito, mettiti in movimento. Guerrino, guarda mio cugino, questo è mio cugino, evidentemente gli fa vedere il cellulare. E Zaccaro, ma qual è? Quello di Gomorra? Di Gomorra? Di Suburra? Perché uno dei cugini aveva fatto una comparsa in una di queste serie TV che questi vedono e ci credono, che questi qui, Zaccaro, Guerrino, sono quelli che vedono Suburra e poi ci credono e dicono ste baggianate, a Roma siamo i più forti. Quindi quando gli evoca il cugino, non uno degli affiliati del clan, Zaccaro dice, ma qual è? Quello di Gomorra, di Suburra? No, guarda che orologio al polso che c'ha. E Zaccaro, ma guardate che voi siete tutti belli, Siete tutti belli. Guerrino, Leopard, te lo dico io. Zaccaro, sì, ma voi siete matti, perché? Ma quanto costa quell'orologio? Guerrino, quasi una piotta. Ma che te ne dà tutti questi orologi? Me lo spieghi? E Guerrino, li compro. Cioè ha fatto vedere una foto dell'orologio che ha il cugino, però qui deve fare il grande e dice li compro, te so. Io questo qua c'ha i soldi, Zaccaro. Quando tu compri un orologio del genere lo compri perché non puoi dichiarare, quindi investi in quell'orologio. E Guerrino gli dice certo. Zaccaro, perché quell'orologio non perde valore, certo. Quindi automaticamente se tu hai investito un capitale di 90.000 euro, e Guerrino dice certo, hai un capitale di 85.000 euro, certo. Ne perdi 5, guardate qui che raffinate analisi che fanno sti due, ne perdi 5 però sei sicuro che li hai. Sti cazzi, domani certo c'ho sempre i soldi, a quello serve tesoro. E beh, hai detto cavoli, per quello ne avete tanti, perché là stanno tutti i soldi vostri. È Zaccaro che dice e ipotizza, fatto di cocaina, ne avete tanti perché là stanno i soldi vostri. E questo sarebbe a riscontro che questi signori investono nei Rolex i soldi che avrebbero dai reati che pongono in essere. Zaccaro che gli dice lì che stanno i soldi vostri, e poi dice nei bagni, vero, nelle tubature, Guerrino che ride, nei rubinetti, Guerrino che ride, e anche nelle maniglie delle porte, quello che ride. Te so, ma tu pensi che stai a parlare con un deficiente? No, io le so bene le cose, le so veramente. E dice Zaccaro, c'avete il più grosso capitale d'oro che c'è a Roma. Vabbè, ce l'avete voi. E Guerrino, a Roma siamo i più forti. A Roma siamo i più forti. E questa è l'espressione uscita dalla bocca di Guerrino alle 3 del mattino, pippato insieme a Zaccaro Vito Nicola, che rimane colpito dall'orologio prezioso che ha al polso uno dei suoi cugini e che gli dice che sa bene chi sono, e Guerrino dice la frase pietra miliare di questa indagine: a Roma siamo i più forti. No, e lo ripete, a Roma siamo i più forti. E Zaccaro, davvero, non me ne ero accorto, dice in senso ironico, con tono ironico, scrive il trascrittore. E Guerrino, scusa, ma tu hai mai sentito parlare la gente di noi, te so? È uscito mai il discorso che la gente parla di noi? È uscito mai un discorso? Certo. E che cosa dice? E sentite Zaccaro che gli dice a Guerrino, cioè lo prende in giro e manco se ne accorge Guerrino, che sei uno intelligente. Davvero? E Guerrino, uomini o donne?
generale, Zaccaro, che ha una visione delle sessualità un po' tutta sua, dice in generale, cioè non sa dire se uomini o donne, in generale. E Guerrino insiste, sia uomo che donne? Sì, in generale. Guerrino, gli uomini hanno anche paura di me, ovvio, perché ci avete una brutta fama. E te che cosa gli hai detto, tesò? Perché dice ci avete una brutta fama, che non siete tutti uguali, e loro che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. E come è uscito sto discorso, tesò? Ma esce in generale. Questi sono Guerrino, Casamonica e Zaccaro, Vito, Nicola, dalle 3 del mattino alle 5 del mattino, e vi risparmio tutto il resto e tutto quello che esce da quelle bocche dopo queste conversazioni, che sarebbe appunto elemento di riscontro all'assunto accusatorio e soprattutto all'ipotesi accusatoria di una associazione di stampo mafioso chiamata Clan Casamonica. E poi le altre intercettazioni sono quelle sempre tra Guerrino e tale Giorgia, tra Casamonica Guido e tale Caffarelli Giorgia, tra Alabisio e la fidanzata di Alabisio, telefonate nelle quali chiacchiere da bar vengono elevate a ipotesi, ad elementi di riscontro. Cioè si può dare credibilità alla fidanzata di Alabisio, che non può far altro che esprimere la propria opinione e dire ma certo la mafia quello fa, il business dei Casamonica è ancora più grande. E Giorgia che parla con Guerrino, ho cercato di spiegare che famiglia è la tua, mentre parlano di una contesa tra ragazze, ragazzi, ragazzetti, uomini, donne, fidanzati, ho cercato di spiegare che famiglia è la tua. Cioè, ripeto, chiacchiere da bar, voci correnti nel pubblico, l'opinione personale della fidanzata di Alabisio o di Giorgia che parla con Guerrino, che danno il loro pensiero personale, che viene elevato a elemento di riscontro, vengono elevati a una sorta di analisti della procura. Quindi non fatti, non elementi di fatti, non circostanze, chiacchiere, opinioni personali. Quello fa il business, quello fanno i Casamonica. Finisco prima questo tempo. E prima di esaurire questo tema, Presidente, vogliamo fare una breve pausa? Ha bisogno? Io finirei prima questo tema e poi possiamo fare la pausa. Ok. Sì. Ma me lo dica senza problemi, perché io poi possiamo ancora, magari ho l'adrenalina da discussione che mi manderebbe avanti fino alle 8. No, ascolti, nel senso volevamo fare magari una breve pausa di 5 minuti prima di poi la pausa, quella del pranzo, che facciamo più o meno alla solita ora. Va bene, quindi mi dica lei, finisca però il discorso. Finisco questo tema e poi facciamo una breve pausa di 5 minuti. Prego. Stavo dicendo che tra le sentenze che sono state prodotte dal pubblico ministero e che sono state messe a sistema, per utilizzare la stessa espressione, c'è anche quella mondo di mezzo che secondo il pubblico ministero farebbe comprendere soprattutto la posizione di Luciano Casamonica, rispetto chiaramente alla quale io non mi esprimerò, non essendo di mia competenza, però avendo appunto dato una indicazione specifica e avendo sentito in aula uno degli ufficiali di PG che si occupò di quella indagine, sento il bisogno di fare delle precisazioni, perché non è stato molto corretto il riferimento che è stato
fatto rispetto a quelle vicende, rispetto alla posizione di Casamonica Luciano, che viene appunto visto come uno dei componenti del clan che in riferimento a quelle vicende dimostrerebbe la sua carica criminale e quindi la sua carica intimidatoria, perché sarebbe stato utilizzato da Salvatore Buzzi per risolvere una questione relativa a un campo nomadi, visto che una delle vicende di cui appunto si è occupata la cooperativa di Salvatore Buzzi è stata proprio la costruzione di un campo nomadi, e il riferimento a Luciano Casamonica è stato fatto in quanto Buzzi si sarebbe rivolto a Luciano Casamonica perché, forte della sua carica criminale e intimidatoria, avrebbe risolto le problematiche che si sono verificate in quel campo nomadi rispetto appunto ai nomadi che lì si trovavano e che Buzzi definiva come dei mafiosi. E questo è un riferimento non molto corretto da parte dell'ufficio di procura, che non può contare sul fatto che uno dei difensori di questo processo conosce bene quelle vicende, ma le cose non sono andate come vi sono state rappresentate, e il rivolgersi da parte di Salvatore Buzzi a Casamonica Luciano è dipeso principalmente dal fatto che si cercava qualcuno che parlasse la lingua di questi nomadi e che quindi potesse comunicare con questi soggetti. Dipende dal fatto che Casamonica Luciano era uno delle 4 persone incaricate di svolgere la guardiania in quel campo e non era l'unico, e che ha svolto questo incarico di guardiania per un importo decisamente inferiore rispetto a quello che vi è stato rappresentato, perché si dice tale era la caratura criminale che addirittura Buzzi è disposto a pagare 20.000 euro per avere Casamonica Luciano lì sul campo, l'unico in grado di risolvere il problema con i nomadi, e addirittura Buzzi lo avrebbe pagato, pur di averlo, 20.000 euro. Ed è vero che Buzzi lo ha pagato 20.000 euro, ma ha pagato 20.000 euro i 4 soggetti che sono stati messi a fare la guardiania del campo, e venne scelto Luciano rispetto ad altri solo perché Luciano parlava la stessa lingua di questi nomadi, ragione per la quale venne poi definito nel contratto che venne fatto di guardiania come mediatore culturale, proprio perché mediava parlando la stessa lingua di questi soggetti che tanto erano spaventati dalla caratura criminale di Luciano e all'epoca della consorteria di Buzzi, che la notte rubavano e danneggiavano quello che di giorno la cooperativa costruiva nel campo nomadi, cioè mettevano gli allacci delle correnti, mettevano il rame, mettevano le case costruite, le case prefabbricate, e la notte questi nomadi andavano a rubare e a danneggiare ciò che veniva costruito il giorno, motivo per il quale si impose la necessità di mettere questo servizio di guardiania, e addirittura, pur di far fuori questi guardiani presenti sul campo, io che ho appunto fatto quel processo ricordo bene che i nomadi arrivarono a fare una denuncia sostenendo che le 4 persone assunte a fare la guardiania erano state assunte in nero, quindi pensate come il mondo si ribalta, il nomade che fa la denuncia perché quei 4 erano stati assunti in nero. Ci fu infatti un controllo da parte della polizia municipale che invece constatò che erano stati tutti assolutamente assunti con contratto regolare, e nel contratto che acquisimmo in quel processo vi era l'importo appunto dei 20.000 euro da dividere tra i 4 soggetti deputati a quel controllo. Presidente, facciamo allora questi 5 minuti di pausa, così poi cambio tema. Sì, 10 minuti insomma. 10 minuti, sì. Anche per farvi riprendere a voi, perché è più difficile ascoltare che parlare.